Amici sportivi, ben ritrovati dalla terza struttura di Via dei Sanniti di Matera. Lorenzo Tortorelli al microfono per raccontarvi la terza giornata del campionato di Serie A2 di hockey su pista Girone B, che quest'oggi vedrà impegnate qui sul parquet materano la Newco Roller Matera contro il Viareggio. Per la formazione agli ordini di mister Valerio Antezza scendono in pista, o meglio i convocati sono Marinon, Contrelli, Matera, Corrado, Ferrara, Gadaleta, Santeramo, Giudice, Bordanuove, Piozzini. Per il Viareggio allenato da mister Martini scendono in pista Bazzicchi, Denite, Cardelli, Raffaelli, Paceco, Bicicchi, Spagnuolo, Cinquini e Torre. Arbitrerà l'incontro il signor Giovine. È tutto pronto. Ricordiamo che il club di casa viene da 3 vittorie consecutive, quindi è alla prima posizione in classifica con 9 punti, mentre per il club viareggino c'è stata la vittoria, c'è stata una sconfitta e una vittoria, l'ultima quella fortunata ma ben giocata dai ragazzi allenati da mister Martini sulla pista dell'Eboli, e quindi 3 punti in classifica per il Viareggio, un Viareggio che rispetto alla scorsa stagione è una formazione molto più competitiva grazie agli innesti proprio di Denite, di Paceco e di Raffaelli, e quindi, come ha ribadito in settimana mister Antezza, è una formazione da tener conto e assolutamente da non sottovalutare. Mancano veramente pochi minuti all'inizio di questo match. Vediamo già gli atleti sulla pista. Matera in maglia blu scuro, pantaloncini scuri, mentre il Viareggio in maglia rossa e pantaloncini bianchi. Sono in corso gli ultimi accertamenti anche sulle porte per poi iniziare questo match.
Tutto pronto per questo inizio della terza giornata appunto del campionato di Serie A2 di hockey su pista. È iniziato con il Viareggio fermato da numero 3 Piozzini, capitano della formazione materana, che avanza e già cerca il tiro. Pronta la risposta del portiere ospite, ma ancora Matera in avanti, fermato dal Viareggio che riparte con il numero 4 Raffaelli, bloccato da Gadaleta.
quindi Matera cerca il numero 66 Bordanove e il compagno non ci riesce, pallino che va fuori. Rimessa del Viareggio, servizio dove non c'è nessuno, c'è Piozzini che prova a far ripartire i suoi, serve per il numero 10, numero 70 Materano Gadaleta, ancora lui, Giudice, Bordanove per Piozzini, Giudice, tiro dalla distanza di Giudice, non trova la deviazione di nessuno, poi c'è il fischio dell'arbitro. Ripartenza del Viareggio, numero 5 appoggia dove non c'è nessuno, c'è invece Piozzini che recupera la sfera per Giudice, che serve il suo compagno, il numero 66 Bordanove. Giudice avvicina a sé il numero 3 Cardelli, tiro di Giudice bloccato dall'estremo difensore ospite, quindi si riparte con Spagnolo. Ancora Viareggio, numero 3 Cardelli per il numero 5 Paceco, sfugge il pallino Spagnolo, recupera tutto Bordanove, quindi si ritorna dalle parti dell'estremo difensore ospite con Giudice che si fa rubare il pallino da Paceco e quindi i giocatori in maglia rossa ripartono. Raffaelli servito da Paceco ma senza nulla di fatto, e quindi c'è Bordanove che riparte dall'altro lato per Giudice, servizio per Gadaleta, Giudice, Bordanove, Piozzini, tiro immediato di quest'ultimo fuori dallo specchio della porta toscana, ma è ancora il Matera col numero 66 che cerca il tiro ma è lontano dall'estremo difensore ospite, che in questo caso ci mette i guantoni e respinge un tiro molto forte di Gadaleta. Ancora lui in possesso del pallino per Giudice, fischio dell'arbitro quando sono trascorsi 4 minuti dall'inizio di questo match tra appunto la New Roller Matera e il Viareggio. Un fallo per i locali, 0 per gli ospiti. C'è Gadaleta e gol! Un gol fulmineo di Giudice sul servizio di Gadaleta. Giudice fulmina appunto l'estremo difensore ospite per il vantaggio della formazione di casa a 4 minuti dall'inizio del match. Quindi Giudice porta in vantaggio dopo 4 minuti la New Roller Matera. Un servizio fulmineo di Gadaleta e altrettanto è stato il tiro di Giudice, che però in questo istante ha la risposta
firmata dal numero 5 Paceco. Quindi pronto è stato il pareggio della formazione ospite, quindi Paceco ristabilisce le distanze 1-1 qui a Matera. Quindi dopo pochi istanti Paceco, uno dei nuovi innesti del club toscano, ha nuovamente riportato il risultato sulla parità dopo quello iniziale appunto dello 0-0. 1-1 adesso, e ha ancora attacco per quanto riguarda la formazione viareggina con il numero 7 Spagnuolo, servizio all'indietro per il 3 Cardelli, appoggio per il compagno, ma intercetta tutto Piozzini, che però non riesce ad andare al tiro, e riparte subito il Viareggio con Paceco, servizio per Raffaelli non efficace, quindi si riparte con il Matera e Piozzini che serve il numero 70 Gadaleta all'indietro per Bordanove. Tiro dalla distanza di Bordanove, va fuori. Due falli per la formazione di casa a 20 minuti ancora di gioco, al quinto del primo tempo, e time out per quanto riguarda il club ospite. Quindi al vantaggio di Giudice al quarto minuto su un bel servizio di Gadaleta ha risposto Paceco qualche secondo più tardi per l'1-1. Mentre si fa pian piano riempiendo quella tensostruttura materana, si riparte con il Viareggio, servizio per Spagnuolo, ma il pallino scivola, quindi c'è Gadaleta per il Matera che serve Giudice, dall'altro lato per Piozzini, Giudice, tiro dalla distanza, non c'è la deviazione di Piozzini, ma c'è il fischio dell'arbitro che blocca tutto. Si riparte dal centrocampo, Paceco per De Initer, poi Spagnuolo, molto attento Spagnuolo, molto presente in ogni azione del Viareggio, ma dall'altro lato riparte il Matera con Giudice, Piozzini, Giudice, Piozzini, ancora lui, poi Gadaleta, Piozzini, servizio all'indietro per Bordanove, poi c'è Giudice evita due avversari, prova a servire Gadaleta, non ci riesce, recupera il numero 3 Cardelli, ma sbaglia tutto poi in fase di attacco, e quindi c'è Bordanove, anche vicino a lui c'è anche Piozzini, il capitano, appoggio per Giudice dietro la porta. Giudice evita un avversario, va al tiro ma nulla di fatto, quindi si riparte con Gadaleta per Giudice, servizio per Piozzini,
fuori giudice. All'indietro per Bordanove. Bordanove avanza, Piozzini per Giudice, tiro di Giudice intercettato dal numero 5 Paceco. Ancora Piozzini bloccato da Paceco, poi c'è Bordanove, anzi Gadaleta che va al tiro, fermato dall'estremo difensore Viareggino. Poi c'è una mazzata di Bordanove, ancora Piozzini e un assedio dalle parti di Bazzini. Riparte invece il Viareggio in questa circostanza con Cardelli che appoggia per Spagnuolo. Spagnuolo fermato da Piozzini, riparte Giudice, Giudice va al tiro, bloccato dal portiere e ancora Paceco. Aspetta i suoi avversari, poi serve Spagnuolo dove non c'è nessuno. Piozzini, servizio per il numero 2 neoentrato Luca Santeramo, quindi ha sciolto gli indugi perché in settimana è stato influenzato, quindi c'erano i dubbi sul suo eventuale utilizzo. Invece il mister Antezza ha valutato che l'atleta materano ha superato il periodo, diciamo, di influenza e quindi è in pista. E c'è Giudice che appoggia per Piozzini, all'indietro proprio per Santeramo, uno dei veterani della formazione materana, tanta esperienza per lui tra Serie A1 e Serie A2. Santeramo, servizio lungo per Giudice, Santeramo, entra anche Michele Ferrara, appena toccato il suo primo pallino, e anche il servizio di Piozzini per Ferrara che non è stato sfruttato a dovere. Paceco per numero 7 Spagnuolo. De Nite evita Piozzini, prova a servire il numero 7 Spagnuolo. C'è un fallo commesso dal roller Matera e quindi si procederà con un tiro e un rigore per quanto riguarda il Viareggio. Due a 1 il conto dei falli per il Matera. Vediamo Marinon e sul pallino c'è il numero 2 De Nite. De Nite è pronto a battere e c'è la respinta di Marinon, quindi occasione sciupata per quanto riguarda il team allenato da mister Martini. Quindi De Nite si fa respingere il tiro da Marinon e il risultato resta fermo sull'1-1 e in Matera riparte con Ferrara. Passaggio veloce ma impreciso per quanto riguarda Santeramo, quindi dall'altro lato ancora Viareggio, ma è Piozzini che riparte. Piozzini fermato dal capitano, quindi ancora un'azione d'attacco per quanto riguarda il Viareggio.
col numero 5 che serve Spagnuolo. Spagnuolo cerca il tiro, non trova la conclusione migliore, quindi pallino fuori. Uno a uno il risultato, 2 i falli commessi dai Materani contro un fallo del Viareggio, quando mancano 14 minuti alla conclusione di questo primo tempo. Riparte il Viareggio, sempre lui, numero 7 Spagnuolo, poi De Nite all'indietro per Paceco, per poi Cardelli, ostacolato da Santeramo, ma il possesso del pallino è ancora di marca viareggina. Recupera tutto Piozzini, fa ripartire i suoi con Giudice, e poi c'è il tiro di Santeramo bloccato, quindi è il Viareggio che riparte, ma recupera tutto Giudice, cerca il tiro bloccato da almeno 2 difensori del Viareggio, e poi c'è la conclusione di Piozzini, alto. Il gioco viene fermato poi dal signor Giovine. E si riparte con il Viareggio. Lungo per Paceco. Poi numero 7 Spagnuolo. Servizio per Ferrara. Forte il suo tiro, ma viene bloccato dall'estremo difensore dei toscani, e poi pallino ancora di marca materana con Ferrara che serve all'indietro Giudice, Santeramo. Giudice finta il tiro, avanza, serve Santeramo all'indietro per Ferrara. Tiro di Ferrara forte fendente, ma fuori dallo specchio della porta. Poi c'è Santeramo, ancora lui per Ferrara. Santeramo, tiro dalla distanza alla ricerca di una deviazione, ancora Ferrara, poi Piozzini. Time out. Uno a uno il risultato parziale a 12:26 dalla conclusione di questo primo tempo. Una bella partita tra 2 squadre che non stanno assolutamente risparmiando colpi. Qui ritornano le parole di mister Antezza dei Materani, che era consapevole di incontrare un Viareggio ridisegnato rispetto alla scorsa stagione, un Viareggio molto più ostico, con, appunto, ha ribadito, con gli innesti di De Nite, Raffaelli, anche di Paceco, e lo stiamo vedendo, ma come ho detto poc'anzi anche il capitano Spagnuolo è uno soluro, sta dimostrando, insomma, l'intero quintetto di essere una formazione abbastanza competitiva. Si riparte con il passaggio di Paceco per De Nite, che avanza
serve numero 3 Cardelli. Viene fermato da Corrado, anch'esso fa il suo ingresso in pista, è l'esordio odierno. Poi c'è Santeramo servito da Ferrara. Santeramo trova Piozzini all'indietro per Ferrara. Poi c'è Santeramo per Ferrara, Piozzini, Santeramo. Tiro dalla distanza senza nessuna pretesa, però c'è Piozzini ancora che prende la sfera, serve nuovamente Santeramo, bloccato temporaneamente da Deinite, ma è Santeramo che prova a servire Piozzini dove non c'è nessuno e quindi si riparte con un nuovo attacco del club in maglia rossa Deinite. Servizio per il numero 5 Paceco, ostacolato da Ferrara, però riesce a servire il suo compagno, il numero 2 Deinite, che poi va per terra. Riparte il Viareggio, tiro senza nessuna pretesa da parte di Deinite. Riparte in Matera con Santeramo che appoggia per Ferrara. Santeramo, nuovo tiro dalla distanza e nuovi guantoni di Torre che respingono l'insidia. Ancora Santeramo per Ferrara. Avanza il numero 33 Materano, poi decide di servire all'indietro Santeramo per il numero 36 Corrado, però non viene agganciato il pallino, ma c'è Piozzini. Ferrara, Santeramo, servizio Piozzini, Santeramo, Ferrara, tiro di Ferrara. Corrado si lascia sfuggire il pallino e lo recupera il numero 6 Bicicchi. Cardelli, 9 ancora da giocare, attacco del Viareggio. Deinite, servizio a cercare Bicicchi, recuperato da Ferrara. Tiro di Ferrara senza pretese, Deinite che avanza, ha davanti a sé Piozzini. Deinite tergiversa e l'arbitro poi fischia un fallo di Corrado su Deinite. Già al tiro il Viareggio senza pretese e si riparte con Ferrara dall'altro lato che con un giochetto impegna prima Torre, poi c'è la ribadita in rete di Corrado. Corrado mette a segno il 2-1. Quindi è andato Ferrara al tiro per la prima volta, c'è stata la risposta di Torre e poi sulla respinta di Torre appunto Corrado ha ribadito in rete facendo rotolare il pallino proprio alle spalle del numero 10 toscano, quindi nuovo vantaggio per il club di casa e ancora Matera in avanti, ma
è contrastata la formazione di casa dal Viareggio. Ancora Matera con Corrado che è galvanizzato da questo gol, forse probabilmente il primo gol della stagione per il giovanissimo atleta materano, cresciuto proprio nel vivaio qui nella città dei Sassi. Quindi ancora Viareggio con il numero 6 Bicicchi, contrastato da Santeramo. Poi c'è Paceco che fa fuori proprio Corrado, e poi c'è il fischio dell'arbitro a fermare tutto per il quinto fallo della squadra materana contro un solo fallo commesso dal Viareggio. Time out per il club toscano, è 2-1 il risultato parziale. Nel frattempo volevo ricordare che proprio ieri la società materana è stata premiata al 14° Galà dello Sport del CSI, Centro Sportivo Italiano, che si è svolto qui in Lucania, a Melfi. È stata premiata per i prestigiosi traguardi conquistati negli ultimi anni per quanto riguarda la formazione femminile. Va dato atto appunto al club del presidente Perai di aver raggiunto e lavorato molto bene in ambito femminile negli ultimi anni, ma altrettanto lo sta facendo qui nell'ambito maschile, quest'anno con una formazione allestita per disputare un ottimo campionato di Serie A2, e i risultati fino ad oggi sulla pista stanno parlando chiaro. Si ritorna a giocare con il fischio dell'arbitro. Ricordiamo il signor Giovine, Viareggio in avanti, ma viene bloccato da Santeramo che prova a servire Ferrara, non ci riesce. Poi c'è Paceco dall'altro lato, indietreggia perché viene ostacolato da Corrado. De Nite fermato da Corrado, poi c'è Giovine, Corrado, Giovine, Santeramo, Giovine, De Nite, Santeramo, Paceco, Santeramo, Ferrara, Corrado, Ferrara, riparte il club di mister Martini e viene fermato però da Corrado, che serve Bordanove, servizio per Giudice dove non riesce ad arrivare per un millesimo di secondo, e si riparte ancora con un tiro di Ferrara che viene, diciamo, vede il pallino di poco fuori, e dall'altro lato è De Nite, intercetta tutto Ferrara, Bordanove, Ferrara, tiro, e anche questa volta veramente di pochissimo alla destra, anzi alla sinistra, scusate, dell'estremo difensore ospite. Servizio adesso di Ferrara per il rientrante Piozzini, fuori bersaglio, ancora De Nite, bloccato poi il numero 3 Cardelli da Giudice, e si riparte dall'altro lato con Paceco. Poi Cardelli, Bicicchi, tiro da fuori senza pretese, Bordanove, Giudice,
Bordanove, Piozzini, Gadaleta, fermato dal capitano e si riparte con Cardelli dietro la porta difesa da Maghinon, e poi Piozzini e traversa. Piozzini, servizio per Bordanove, traversa piena di quest'ultimo. Sfortunata in questa occasione la Roller Matera. A 4 minuti ancora da giocare. Si riparte con il Viareggio che prova a servire il numero 6, ma c'è l'intercetto del numero 66 Bordanove che va al tiro e c'è la pronta respinta di Torre. Ancora la formazione ospite a ripartire, ma c'è l'intercetto di Giudice, il tiro di Bordanove, ancora una risposta di Torre. Viareggio riparte con la cieca, poi c'è il fischio dell'arbitro, settimo fallo del Matera. Gadaleta, tiro respinto, ancora fase di attacco per la formazione di casa. Gadaleta, Piozzini, Bordanove, Piozzini, finta passaggio, anzi no, è un tiro che però si è spento fuori dalla specchio della porta del Viareggio. Ancora il Matera con Piozzini, servizio di Bordanove per Giudice, ma non ci arriva, ma ancora è possesso palla con Gadaleta dalla distanza. Il tiro viene recuperato dal numero 7 Spagnuolo, poi c'è un nuovo fischio dell'arbitro. Partita veloce. Capitano Vicicchi, tiro respinto e si riparte con Piozzini per Giudice, prova il tiro fuori, ma è ancora Piozzini per Gadaleta, servizio per Giudice, poi Bordanove, Piozzini, Gadaleta, Bordanove, spizzica Piozzini, pallino alto sulla porta difesa da Torre e quindi si riparte con gli ospiti che cercano un tiro improbabile di Bicicchi. A 2 minuti e 40 dal termine del primo tempo esce il numero 3 Cardelli ed entra il numero 9 Cinquini per quanto riguarda il Viareggio. Jonas Cinquini. C'è Bordanove sulla sfera, avvicina a sé Piozzini e poi anche Gadaleta. Piozzini per Bordanove,
tutto fermato dall'arbitro. Giudice Bordanove per Gadaleta dietro la porta avversaria. Gadaleta serve Piozzini all'indietro per Bordanove, tiro di quest'ultimo che trova la deviazione non fortunata di Piozzini e quindi si riparte con un blocco di Piozzini proprio su Cinquini e il tiro di Giudice lontano dallo specchio della porta, ma ancora attacco del Matera con Bordanove con Gadaleta, è una bordata appunto di Gadaleta per il 3-1. Quindi un tiraccio, appunto una bordata di Gadaleta dal centrocampo e 3-1. Nulla di fatto per Torre, che è riuscito soltanto a guardare il pallino che si infilava alle sue spalle. 3-1. Tiro di Spagnuolo fuori e si riparte con il Matera e con Giudice che serve all'indietro Bordanove per Piozzini, avanza Piozzini, anzi poi serve all'indietro Bordanove, Piozzini cerca il tiro, bloccato in un duplice intervento di Torre. Piozzini ancora lui, Gadaleta, tiro di Gadaleta deviato e va fuori. Piozzini all'indietro per Bordanove, fendente di quest'ultimo, fuori di poco, ancora possesso di pallino del Matera quando mancano ormai pochi secondi alla conclusione di questo primo tempo, con il Matera in vantaggio per 3-1 e conclusione di Bordanove fermata dall'arbitro. Si riparte con il Viareggio e il numero 5 Paceco. 31 secondi alla fine, Bicicchi per Cinquini, fischio dell'arbitro e probabilmente l'ultima azione sarà quella del Matera prima del fischio del primo tempo. Piozzini avanza, fa schierare i suoi in avanti, serve Gadaleta per Giudice, Gadaleta cerca il tiro, viene fischiato su di lui un fallo, quindi ottavo fallo per il club lucano contro un solo fallo per il Viareggio. Si riparte e qua termina il primo tempo. Ricordiamo 3-1 per il Matera grazie ai gol di Giudice e poi di Paceco per il 1-1, Corrado per il 2-1 e Gadaleta per il 3-1. Noi ci sentiamo all'inizio del secondo tempo.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo. Vediamo Giudice pronto a battere e a servire i suoi compagni. Ricordiamo il risultato appunto di 3-1, servizio per Piozzini.
Santeramo per Giudice, stoppato da Paceco, anzi da numero 6 Bicicchi. Paceco avanza, serve il capitano, lungo per Cardelli, si riparte con Bordanove fa qualche finta, poi serve numero 2 Santeramo per Piozzini, Giudice, Piozzini serve Santeramo, giro pallino per Matera e conclusione dalla distanza di Giudice, fuori alla destra di Torre. Si riparte con una nuova azione del Viareggio con Cardelli all'indietro per Paceco, ancora lui, dietro per Bicicchi, intercettato da Piozzini, Bordanove fermato da un giocatore del Viareggio per un nuovo attacco della formazione toscana, fermato da Marinonna, e a questo attacco risponde un nuovo contropiede del Matera con Santeramo per Bordanove, Giudice, Santeramo, fischio dell'arbitro. 2 minuti giocati in questo secondo tempo. Bordanove, Santeramo, Bordanove, Giudice, Santeramo, Bordanove, Giudice, prova a servire Piozzini, ma l'arbitro ferma tutto. Santeramo, Piozzini, nulla di fatto. Piozzini, parte il Viareggio, Bicicchi per Cardelli viene infastidito da Giudice che gli ruba la sfera, serve Bordanove, poi serve Santeramo, ancora Bordanove, Giudice, Santeramo, Bordanove per Piozzini e ottima azione! Piozzini si smarca, Bordanove lo guarda, lo serve e Piozzini va in gol. 4-1. Poker del Matera. Ottima azione del Matera. Bordanove è stato molto attento a seguire il movimento di Piozzini, che inizialmente dietro la porta difesa da Torre si è smarcato, l'ha servito e ha messo il pallino in porta per il poker. Ancora Piozzini,
Santeramo, giudice, Bordanove, Santeramo per Bordanove, Piozzini, Bordanove, giudice, Santeramo, giudice, Bordanove, bloccato da Torre. Ripartono i ragazzi ospiti con numero 5 Paceco, Bicicchi, bloccato il passaggio per Paceco da Santeramo e si riparte con il Matera in una nuova azione d'attacco. Giudice, avanza, poi blocca tutto l'arbitro. Bicicchi, tiro di Bicicchi, risposta di Marinon in una delle poche occasioni in cui è stato chiamato in ballo il portiere materano. E adesso c'è un fallo di Bicicchi su Piozzini, mentre sono 9 i falli del Matera contro i soli 2 per quanto riguarda il Viareggio. Riprende il gioco con l'azione di attacco del Viareggio. Il capitano serve Paceco, poi il numero 2 Deinite cerca il tiro, risposta immediata del Matera e ancora porta inviolata. Santeramo, Piozzini, Santeramo, giudice, Piozzini, Santeramo, cerca il tiro dalla distanza, viene deviato, è possesso del pallino di Cardelli che provava a servire Deinite, ma il tutto viene fermato da numero 3 Piozzini. Si riparte con il Viareggio e il numero 2 Deinite, tiro di Deinite, risposta di Marinon, poi dall'altro lato c'è il servizio di Santeramo per il numero 7 Giudice, ancora Giudice dall'altro lato per Piozzini. Piozzini avanza, cerca il tiro di poco fuori alla sinistra di Torre. Il capitano dall'altro lato, numero 7 Spagnuolo, poi servizio verso la porta materana di Paceco senza risultato e si riparte con Paceco, nuovamente lui prova a servire il compagno, il numero 2 Deinite, che tira alto sulla porta difesa dal numero 77 Marinon, che in questo momento esce dalla pista, anzi si avvicina alla panchina materana, esce dalla pista e si accinge a fare il suo esordio in questa partita, numero 89 Prontrelli, quindi Prontrelli al posto di Marinon.
18:30 ancora da giocare. 4-1 il risultato parziale in questa terza giornata del campionato di Serie A2 di hockey su pista girone B. Santeramo per Giudice. Santeramo evita l'avversario, poi viene atterrato. Terzo fallo di squadra per quanto riguarda il Viareggio. Gadaleta. Santeramo ha davanti a sé due avversari, serve Gadaleta, all'indietro poi per Piozzini. Santeramo, tiro di Santeramo fuori dallo specchio e quindi si riparte con Deinite, capitano Spagnuolo, Paceco, Spagnuolo, Paceco, Spagnuolo. Avanza Spagnuolo, ha davanti a sé Santeramo, poi passaggio per Cardelli che viene ben difeso da Gadaleta che recupera il pallino e serve Piozzini. Piozzini avanza e serve Giudice, all'indietro per Piozzini. Gadaleta, Santeramo, Giudice, poi Piozzini, Santeramo, Piozzini, Santeramo, Gadaleta, Giudice, viene fermato da Deinite e quindi si riparte con il Viareggio in una nuova fase di attacco. Deinite all'indietro per il capitano Spagnuolo serve il numero 3 Cardelli, poi nuovamente Deinite, tiro smorzato da Giudice, Piozzini per Santeramo, Giudice appoggia a Gadaleta, tiro di Gadaleta fuori di poco e si riparte con il Viareggio. Paceco serve il numero 2 Deinite, tiro di quest'ultimo bloccato da Piozzini che riparte servizio per Giudice, tiro di poco fuori. Viareggio dall'altro lato con Deinite fermato da Giudice avanza, prova a servire Piozzini ma sulla ribattuta della difesa è proprio Giudice che mette a segno il quinto gol, quindi Giudice che mette a segno la sua doppietta personale. Ricordiamo che proprio il numero 7 Materano ha aperto le danze con il gol dell'1-0. Nel frattempo è uscito Santeramo ed è entrato Ferrara, quindi dicevamo Giudice dopo una prima azione e una ribattuta della difesa ha preso il pallino e l'ha ribadito in rete per il 5-1. Riparte il Viareggio con Paceco ma viene bloccato da Ferrara, quindi Giudice ancora lui, uno dei protagonisti indiscussi di questa terza giornata qui alla Tensor Struttura di Matera. Ferrara, Giudice, Piozzini, Gadaleta, Piozzini, Ferrara, anzi Giudice, Piozzini, avanza Piozzini, serve Ferrara per Giudice, la finta di Giudice, poi il servizio per Gadaleta, Piozzini, Giudice, tiro di Giudice smorzato dal numero 2 Deinite e poi c'è il time out chiesto
dal club di casa. Quindi dicevamo c'è un parziale di 5-1 in virtù della doppietta di Giudice, poi il gol di Corrado, di Gadaleta e di Piozzini, mentre per i ragazzi allenati da mister Alessandro Martini c'è stato il gol di Paceco al quinto del primo tempo, a risposta proprio del primo vantaggio del Matera, siglato appunto dal Giudice. Un match che comunque sta regalando tante emozioni, perché resta sempre aperto da una parte e dall'altra. Quando mancano 14 minuti alla conclusione di questa partita, e vorrei ribadire il conto dei falli: 9 a sfavore, se possiamo dire così, del Matera, perché al 10° fallo si andrà con il tiro libero, e 3 per quanto riguarda il Viareggio, che riparte in questo istante con Cardelli per Raffaelli serve dall'altro lato Cardelli, Raffaelli, Paceco viene bloccato da Ferrara. Anche la prestazione di quest'ultimo è stata molto buona fino a questo momento. Piozzini, altrettanto quello del giocatore materano in maglia 3, il capitano. Corrado, Piozzini, servizio per Corrado, troppo lungo, ma comunque prende la sfera il numero 36 materano. Poi c'è Ferrara, Corrado, Raffaelli, ripartono gli ospiti con il numero 2 dei Nite, finta su Ferrara, ancora dei Nite, viene braccato da Corrado, poi serve il numero 4 Raffaelli e pallino all'indietro per Paceco. Dei Nite davanti a sé Piozzini, tentativo di tiro di Paceco bloccato da Gadaleta, stecca alta per Paceco e fallo a favore del Matera, che riparte con Gadaleta per Piozzini. Ferrara, tiro di Ferrara fuori dallo specchio della porta difesa da Torre, si riparte con Paceco, tiro di Denite, pronta la risposta di Pontrelli, e poi dall'altro lato c'è subito Matera con Gadaleta per Piozzini bloccato da Paceco, che avanza dall'altro lato, serve Denite, viene fermato da Pontrelli, ancora Denite, servizio per Raffaelli, poi Denite, Raffaelli, tiro da fuori bloccato da Pontrelli, attenzione ancora il Viareggio con Denite, con un altro tiro che va fuori di poco alla destra di Pontrelli, e dall'altro lato c'è il Matera con Ferrari. Tiro di Ferrara senza nulla pretendere, quindi si spegne il pallino alla destra della porta difesa da Torre, e c'è un nuovo blocco, un nuovo time out a 11 minuti e 46 secondi dalla conclusione di questo incontro, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A2 di hockey su pista. Nello specifico si sta giocando qui a Matera appunto la New
Co-Roller Matera ospita il Viareggio per la terza giornata del girone B del campionato di Serie A2. Matera che è in vantaggio per 5-1 e che continua fino a questo momento la sua striscia positiva in virtù delle 3 vittorie in altrettante partite di questa fase iniziale del campionato, quindi punteggio pieno per il club lucano. Ma il Viareggio sta dimostrando altrettanto di essere un osso duro e lo ribadiamo quello che appunto ha affermato proprio il tecnico materano Valerio Antezza alla vigilia dell'incontro, consapevole di incontrare un Viareggio molto più ostico rispetto alla passata stagione, un Viareggio rinforzato e da tenere presente come squadra rivelazione del campionato, e lo sta dimostrando sulla pista. Al di là del risultato non sta assolutamente demeritando, anzi si riparte con il Matera, con Piozzini bloccato, poi c'è Paceco che viene messo a terra da Ferrara. Quindi dicevamo appunto un Viareggio rinforzato rispetto alla scorsa stagione, che sta facendo vedere il suo valore qui in pista a Matera. Adesso c'è una punizione, un tiro di prima del Viareggio con il numero 4 Raffaelli contro Pontrelli. Vediamo se il Viareggio riuscirà ad accorciare le distanze. C'è Raffaelli che si accinge a battere questa punizione per il 10° fallo commesso dalla formazione materana. Tiro di prima e vediamo, viene respinto da Pontrelli, quindi occasione sciupata al 14°. Quindi 10° fallo per il club di casa, punizione, tiro libero di Raffaelli che viene ipnotizzato da Pontrelli e quindi il risultato resta fermo sul 5-1 per la formazione di casa, mentre vediamo dall'altro lato Ferrara che prova a impensierire la difesa ospite senza riuscirci e si riparte nuovamente con il capitano, il numero 7 Spagnuolo, servizio per Paceco, poi Spagnuolo, nuovamente lui, evita Gadaleta, ma poi a supporto arriva Ferrara che recupera la sfera e serve Piozzini, ancora Ferrara. Piozzini, Gadaleta, Piozzini per Ferrara. 9 ancora da giocare. Ferrara avanza, cerca il tiro, fuori di poco, si riparte con Bicicchi. Tiro di Spagnuolo, pallino fuori, si riparte con Piozzini, Ferrara,
evita Bicicchi, avanza Ferrara, servizio per Corrado, all'indietro per poi Piozzini, Ferrara, Cadaleta, Piozzini, Cadaleta di poco non afferra il pallino e viene bloccato, ma recupera la sfera Cadaleta, all'indietro per Piozzini, possesso palla Materano, Piozzini avanza, attenzione, tutto il Viareggio è a difesa della propria porta, Piozzini, Ferrara, servizio per Cadaleta, di poco fuori, Piozzini, Ferrara, cerca anche lui il tiro, ma non è preciso, ancora Spagnuolo evita Piozzini e poi c'è la rete del numero 6 Bicicchi accorcia le distanze, Bicicchi quindi dopo un'azione ripetuta di Spagnuolo, Bicicchi poi mischia in aria segna il 5-2. A 8:25 ancora da giocare. Si ripartirà con Giudice per Gadaleta, Bordanove, Gadaleta, Piozzini, Giudice, Gadaleta ancora per Giudice, poi Bordanove ha davanti a sé il numero 4, serve poi Piozzini dietro la porta, Piozzini attende qualche avversario, serve Gadaleta, ottima azione, lo chiama proprio Piozzini, Gadaleta si va a trovare pronto, però altrettanto pronto è stato il numero 10 Torre che ha respinto questa insidia e quindi ha negato il sesto gol al Matera, che vediamo riparte con Piozzini per Bordanove e ancora Torre ci mette una pezza, poi numero 3 Cartelli recupera il Matera con l'altrettanto numero 3 Piozzini per Giudice, tiro fuori, Gadaleta, Piozzini, Giudice, anche Giudice è un ottimo giocatore materano, sempre presente in ogni azione. Bordanove fermato dai pattini del numero 3 maglia rossa e quindi si riparte per il Viareggio con De Nite fermato da Gadaleta, ancora Giudice bloccato da Bicicchi, l'autore del gol, del secondo gol per quanto riguarda il Viareggio, e Bicicchi viene intercettato il suo tiro da Piozzini che serve Bordanove ancora per Piozzini vede vicino a sé e lo serve Giudice per poi Gadaleta, Piozzini, Giudice, prova il tiro, nulla di fatto, De Nite intercetta Bordanove, tira Bordanove, bloccato da Torre che in diverse occasioni sta salvando la propria porta e anche un risultato più rotondo per quanto riguarda la Roller Matera. Vediamo adesso nuova azione di attacco del Viareggio
che gestisce la sfera col numero 2 De Nite, ma poi è l'arbitro che segna il secondo fallo, che sarebbe poi il 12° per la squadra di casa. Bicicchi, Cardelli all'indietro per Raffaelli, De Nite intercettato da Piozzini, servizio per Giudice, evita l'avversario, però va al tiro senza fortuna e quindi si riparte con il Viareggio in una nuova fase di attacco con il numero 4 Raffaelli, servito Cardelli, Raffaelli per Cardelli dove non c'è nessuno, quindi c'è Gadaleta che recupera la sfera, serve dall'altro lato Bordanove, servizio al centro per l'onnipresente Giudice che sfiora il gol, mentre c'è un richiamo del portiere che probabilmente avrà ricevuto qualche colpo di pallino. Numero 10 Torre. A 5 minuti e 5 secondi dalla conclusione di questo match, ricordiamo 5-2 il risultato parziale. Gioco fermo per un infortunio del portiere Torre, nulla di grave, che infatti ritorna tra i pali. Si riparte Paceco viene braccato da Gadaleta e l'arbitro fischia un fallo su Paceco e sventola il cartellino giallo a Gadaleta. Riparte Viareggio con De Nite, a terra De Nite e anche Bordanove, fischia nuovamente l'arbitro. C'è Gadaleta sulla sfera, Bordanove, Gadaleta, Giudice, Giudice ancora lui, Gadaleta, attenzione, incrocio dei pali colpito da Bordanove. Quinto fallo del Viareggio. Giudice all'indietro per Gadaleta. Gadaleta avanza, cerca il tiro, fermato da Bicicchi. Poi c'è De Nite che serve Bicicchi per Paceco. Poi c'è il recupero di Gadaleta e il tiro di Piozzini. Giudice, Piozzini, Giudice, Bordanove, Giudice, anzi Gadaleta, Piozzini cerca il tiro, viene fermato di nuovo al tiro, ma nuovo blocco, se così possiamo dire, di Torre, e quindi risultato ancora fermo su 5-2. Azione di attacco del Viareggio con il numero 2
Denite. E nuovo fischio dell'arbitro a 3 minuti e 11 dalla conclusione di questo match valevole per la terza giornata del campionato di Serie 2 Girone B. Punizione per il Viareggio. Paceco fermato da Gadaleta per Bordanove, il cui tiro termina fuori. Ancora il Viareggio, ma ancora Matera con un intervento di Bordanove e di Gadaleta, scusate, il cui tiro viene respinto da Torre. Bordanove, Piozzini, Gadaleta viene intercettato da Denite e cerca il tiro Raffaelli, ma fa ottima guardia Pontrelli. Dall'altro lato il Matera con Giudice, servizio per Piozzini che serve Gadaleta per il 6-2. Ottima azione di contropiede del Matera e ottima conclusione di Gadaleta dopo il servizio di Piozzini. Quindi ottima azione di contropiede del club di casa con perfetto assist di Piozzini per Gadaleta, che a 2 passi proprio dalla porta difesa da Torre non si è fatto pregare più di una volta per mettere il pallino alle spalle del numero 10 toscano e per regalare il 6º gol al club di casa. Quindi 6-2 il parziale a 2 minuti dalla conclusione di questo match. Vediamo che c'è Piozzini in avanti. Serve Gadaleta per Bordanove, Giudice, Bordanove intercetta per un istante il numero 4 Raffaelli, ma ancora Matera con Bordanove per Piozzini. C'è tutto il Matera in avanti, l'unico che è indietro è Gadaleta, che viene servito in questo istante. Tiro Gadaleta viene intercettato però da Cinquini, che fa ripartire i suoi. Servizio per Bicicchi prova ad avanzare ma viene bloccato da Giudice per Piozzini. Giudice va al tiro, viene fermato da Torre, poi c'è il tiro anche di Gadaleta alto di pochissimo sulla traversa a meno di un minuto dalla conclusione di questo incontro. Matera che chiude in fase di attacco, così come ha fatto nella prima frazione di gioco, anche nel secondo tempo. Matera in attacco, vediamo Gadaleta, cerca il tiro, pallino che scivola di poco alla sinistra della porta difesa da Torre. Ancora Gadaleta, ancora una conclusione fermata da Torre e riparte Bicicchi fermato da Giudice, servizio per Piozzini, attenzione, occasione sciupata dal Matera, occasione sciupata, quindi risultato fermo sul 5-2. Bicicchi per Cinquini, Raffaelli intercettato il tutto da Giudice, poi dall'altro lato Bordanove prova a servire Piozzini, ma il match si chiude in questo istante, quindi
Ricordiamo una vittoria importantissima per il club di casa, 6-2 sul Viareggio, e quindi Matera che continua la sua marcia vincente, quarto risultato utile consecutivo, con una prestazione maiuscola da parte dei materani, ma altrettanto bella quella per quanto riguarda il Viareggio, che ha dimostrato comunque di essere una formazione all'altezza, una formazione che è cresciuta tantissimo rispetto alla scorsa stagione e che ha certamente voglia di ben figurare in questa nuova stagione sportiva. Noi qui dalla Tensostruttura di Matera, Lorenzo Tortorelli vi dà l'arrivederci alle prossime partite e vi auguro una buona serata.